E allora, cari amici della Sardegna, ci troviamo nei territori di Silius, in quelli che potrebbero essere, anzi sicuramente sono anche dei terreni privati, ma come vi faccio vedere io, grazie Monica, praticamente ci sono qua e là gli inviti per attraversare i recinti, affinché tutti quanti appassionati di archeologia sarda possiate vedere questo straordinario sito archeologico in territorio di Silius. Lo chiamano il sito archeologico di Coronarubbia o anche Sincorradroju. Io devo ringraziare l'amico Alessandro Azzieni e il suo staff del gruppo Ricerche Sardegna, perché nel loro libro hanno trattato dal punto di vista archeoastronomico questo sito sensazionale, questo circolo megalitico, quindi è giusto anche menzionare le persone che hanno passato del tempo qua per studiare in modo integrante, perché gli studi astronomici possono integrare ovviamente gli studi archeologici, quindi grazie anche a loro se io sono qua, perché questo sito non lo conoscevo prima. Ok, quindi li abbiamo menzionati ed è giusto che sia così. Ebbene, questo dovrebbe essere un circolo megalitico. Io ve lo faccio vedere anche su questo lato. È spettacolare perché è un cerchio praticamente perfetto, quindi se io dovessi prendere un paletto e una corda potrei fare esattamente una circonferenza straordinaria. Al centro di questo pianoro, vi ricordo che siamo intorno ai 550 metri d'altezza, ci sono due strutture che potrebbero essere delle cistellitiche. È un'ipotesi perché anche questi circoli megalitici noi nel Sud Sardegna li troviamo abbastanza raramente, perché, se non ho capito male, fanno parte della cultura di Arzachena, sono praticamente concentrati nel Nord Sardegna. Ebbene, potrebbero essere stati delle tombe, delle sepolture, e voi immaginatevi che adesso io dove sto camminando magari poteva esserci una grossissima e non molto alta collinetta con il perimetro appunto di questi piccoli, se volete passarmi il termine, menhir. Ok, in realtà sono praticamente disposti a semicerchio perfetto. Questo argomento è molto probabile che voi l'abbiate sentito a proposito delle strutture chiamate cromlech. Ebbene, allora, piccolo spot, abbiamo detto, non vi annoio più di tanto, mi metto qui, direzione sud-nord. Che dire ragazzi, venite qua, il sito è stato scoperto intorno al 1985 se non ricordo male, è stato ovviamente già studiato, indagato e censito. È stata anche una giornata abbastanza fortunata perché minacciava pioggia e forte vento. In realtà sono riuscito a fare anche delle foto col drone che poi praticamente divulgheremo, perché dall'alto si vede benissimo la struttura circolare di questo meraviglioso sito archeologico di Silius. Io vi saluto con affetto, arrivare qui non è difficilissimo, poi ovviamente metteremo le coordinate, ma già ci sono già, comunque ve le ricorderemo. Viva Silius, viva la civiltà sarda! Ciao a tutti!